Un referendum per dividere Venezia in tre comuni, uno per il centro storico e le isole, uno per l'area di Mestre e uno per quella di Marghera. Il progetto di legge è stato presentato in regione dal consigliere leghista Alberto Semenzato e approderà in commissione nei prossimi giorni, aggiungendosi a quello di iniziativa popolare presentato lo scorso anno, con oltre 9.000 firme, che prevedeva la classica suddivisione in due tra Laguna e Terraferma. La nostra proposta fa un passo avanti rispetto a quanto discusso negli scorsi decenni, spiega Semenzato, perché il quadro normativo è cambiato. A differenza appunto degli altri 4 referendum che hanno preceduto questo referendum è di vitale importanza per il Comune di Venezia, in quanto solamente tramite lo scorporo del Comune di Venezia dal Comune di Mestre e Marghera Venezia potrà ambire ad avere lo statuto speciale dall'Unione Europea. La specificità di Venezia, infatti, sottolinea Semenzato, riguarda la laguna e non l'intero territorio comunale, quindi la divisione amministrativa sarebbe una prerogativa fondamentale per ottenere questo requisito dall'Europa. Faremo il possibile, conclude il leghista, per far votare il referendum insieme a quello sulle trivellazioni, in modo da ridurre i costi e aumentare l'affluenza. I vantaggi sono detto fatto per quanto riguarda le municipalità, che praticamente si sono dimostrate inutili in tutti questi anni, non hanno mai avuto un potere decisionale effettivo, e un risparmio che verrà quantificato, penso, in 2 legislature in 120 milioni di euro all'anno.